Nell'aula Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento si è svolta ieri la solenne cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni. Agrigento è la mia città e ho la fortuna di godermela nel suo splendore, abitando nel cuore della Valle dei Templi. Sono qua per servire i cittadini e dare risposte alle loro esigenze di giustizia. Queste le prime parole del suo primo intervento. Per il magistrato già presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Caltanissetta si è trattato di un ritorno a distanza di 7 anni dopo essere stato alla guida della prima sezione penale del Tribunale agrigentino. Ad apertura del suo discorso il neopresidente ha omaggiato Rosario Livatino nell'aula intitolata al giudice ucciso dalla mafia. Quest'aula mi emoziona per il ricordo di Rosario, di cui purtroppo mi resta in mente il grande dolore di avere visto il suo cadavere. Il neopresidente ha poi firmato il verbale che attesta il suo insediamento davanti al collegio dei giudici presieduto da Wilma Angela Mazzala. L'aula Livatino era gremita di autorità locali e provinciali, vertici delle forze dell'ordine, magistrati, avvocati e personale amministrativo del Palazzo di Giustizia. L'agrigentino Giuseppe Melisenda Giambertoni, di 61 anni, ha preso il posto di Pietro Maria Falcone, andato in pensione. Sentiamolo in questa intervista dove era presente in occasione della conferenza sugli scenari di pace. Mi può rilasciare che sono felice di esserci e sono felice di rappresentare un'istituzione che rende Agrigento, come tante altre istituzioni, una città vivibile. Ecco, oggi anche la partecipazione a questo convegno è un momento bello, no? Certo. Da Agrigento parte un messaggio di pace come lo è sempre stato. È un antidoto contro un veleno, una cultura, correttamente. Sente, come intenderà intraprendere la sua attività di presidente del Tribunale? Io lavoro da 36 anni, come ho sempre fatto, ogni giorno cercando di fare il meglio che posso.